Per affrontare al meglio le sfide del futuro, le risposte non sono nel futuro, ma sono probabilmente nel nostro passato. Bisogna mettere insieme le cosiddette materie STEM legate alla tecnologia agli studi umanistici, e quindi la filosofia, l'arte, la letteratura. L'insieme e il combinato disposto di questi aspetti possono darci quegli strumenti per affrontare al meglio un grande futuro che ci attende. Sono ottimista nel 2050 perché questi ragazzi che dimostrano questa voglia di essere presenti a questi eventi con questo entusiasmo si fanno capire che possiamo contare su di loro per costruire il migliore dei futuri possibili. E questo sarà anche per Verona. Verona ovviamente è un crocevia internazionale in modo naturale, ma se sapremo in grado di essere tolleranti nei confronti del diverso e lavorare insieme con chi ha un colore della pelle diverso dal nostro, un colore della religione diverso dal nostro, giovani e meno giovani, ecco, in questo modo, se riusciremo a unire queste cose, questa città sarà straordinaria.